A Auronzo di Cadore, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, raggiungeremo Misurina attraverso la nuova ciclabile che da Auronzo stesso arriva proprio su, ai piedi delle Tre Cime. Ho appena lasciato il centro di Auronzo di Cadore e adesso inizia il percorso che ci porterà fino su a Palus San Marco. Poco più di 18 km per raggiungere la foresta di Somadida in località Palus San Marco. Adesso ha inizio la seconda parte del percorso, un percorso che per me è un'incognita perché non l'ho mai eseguito, essendo anche un tratto che è aperto da circa un paio d'anni, da quello che sono le indicazioni, però se fino adesso è stata una passeggiata sembra che il proseguo sia abbastanza impegnativo. Arrivo così in località Valbona, sono a 1377 metri e alle mie spalle l'imponenza del massiccio del Sorabis. Percorso bello ampio e ben battuto. Questa seconda parte, dopo aver passato la foresta di Somadida, ovviamente si sente maggiormente perché la salita si fa sentire, però come vedete dalle mie spalle tracciato straordinario, meraviglia. A un certo punto del percorso si incrocia la strada, solo che però se ci guardiamo dietro di appena 20 passi vediamo che il sentiero prosegue, evitando così l'ultima parte di salita appunto sulla strada normale. Per un centinaio di metri si costeggia la statale che sale da Cortina ed è in direzione di Misurina, ma solo per poco, poi ci inoltriamo nuovamente all'interno dei boschi. Misurina con sullo sfondo le Tre Cime di Lavaredo. È di 27 km e 900 metri la distanza che separa Auronzo da Misurina verso questo percorso ciclabile. In senso contrario, lo stesso percorso di stamattina.